accanto a noi sarà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Portando i nostri pesi ci ha dato libertà. Un giorno lui ha vinto, sì, ha vinto già. Non saremo scossi, non saremo smossi, perché tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, Dio per noi combatte, l'oscurità indietreggia, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà, io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Son libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Stiamo bene? Gloria a Dio. Puoi dare la mano a quello che è vicino a te e dire benvenuto in chiesa. Alleluia. Benvenuto. Alleluia. Quanti sono convinti che questa mattina usciranno da qui non più come sono entrati? Quando andiamo alla presenza di Dio dobbiamo aspettarci qualcosa. Siete d'accordo? Perché il nostro Dio è grande. Amen. Sono convinto che questa mattina il Signore parlerà in modo particolare, forse al cuore di qualcuno in mezzo a noi, perché il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore è molto particolare. Avrò predicato forse
non mi ricordo se ho mai toccato questo argomento, ma lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore proprio in questi giorni e quindi parlerò in modo particolare a qualcuno e forse qualcuno anche che ci ascolta. Voglio dirvi questo, che c'è un verso della parola di Dio che dice così, si trova in Ebrei al capitolo 3, al versetto 12 e 13, afferma questa verità. La parola di Dio, infatti, è viva ed energica, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio, essa penetra fino all'intimo dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Davanti a Lui non vi è creatura che resti invisibile. Tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui alla quale noi renderemo conto. Voglio sottolineare questo, che davanti a Lui nessuna creatura è invisibile. Cioè questa mattina quello che voglio dirti è che Dio conosce perfettamente il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Però questa mattina Dio vuole parlare alla tua vita in modo particolare del tuo passato. Qualche tempo fa ho condiviso con voi che avrei trattato qualcosa riguardo alla guarigione dell'anima. Vi ricordate? Ecco, questo è un tema, questo è un messaggio perché è giunta la domenica che parlerò della guarigione dell'anima. E quando parliamo di guarigione dell'anima dobbiamo andare nel passato della nostra vita, ok? Perché è lì dove il Signore ci porta per liberarci completamente. Quanti vogliono lodare il Signore adesso? Alleluia, possiamo dire Signore grazie per quello che hai preparato per noi, amen. Ok, lodiamo il Signore, gloria a Dio, alleluia. Gloria al nome tuo santo, Signore, alleluia, sia benedetto il tuo nome. Io resterò sempre con te, ovunque mi manderà, ti ascolterò.
Signore, grazie per il tuo infinito amore che hai per ognuno di noi. Soprattutto grazie per la pazienza che hai con noi, Signore. Signore, questa mattina possa innalzarsi da questo luogo un profumo d'odor soave al trono della tua grazia. Perché tu sei degno, Signore, di essere adorato, innalzato e glorificato. Grazie per Gesù Cristo nostro Signore. Grazie perché Lui è morto sulla croce affinché noi avessimo vita e vita d'esuberanza e soprattutto la vita eterna. Signore, grazie perché solo Tu conosci i cuori di ognuno di noi, Signore. Conosci il nostro passato, conosci da quando siamo usciti dal ventre di nostra madre, anzi ancora prima, ci dice la Tua parola, prima che fossero formati le nostre ossa all'interno del grembo materno, Tu, Signore, già ci conoscevi. E questa mattina, Signore, Tu vuoi liberare ancora una volta. Signore, grazie perché Tu sei il liberatore dell'anima, Signore, non c'è nessuno come Te. Questo culto noi lo offriamo a Te nel nome di Gesù e chiediamo l'unzione del Tuo Santo Spirito su tutto quello che noi facciamo, Signore. Signore, riconosciamo che stiamo vivendo in tempi difficili. Fa che la Tua Chiesa possa riconoscere i tempi che stiamo vivendo e che ognuno di noi possa santificarsi sempre di più, perché non abbiamo altro bene all'infuori di Te, Signore. Tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Tu, Signore, hai portato salvezza alla nostra vita, hai dato un senso alla nostra vita e noi Ti ringraziamo. Padre, benedici dovunque si sta lodando e benedicendo il Tuo nome questa mattina. Dove i Tuoi figli sono radunati nel Tuo nome e stanno alzando il proprio cuore davanti a Te. Signore, le comunità intorno a noi, benedicili, Signore, fa che possano avvertire e sentire la comunione fraterna. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia. Rapashala Masaya. Oh, alleluia. Alleluia a Te, Signore. Siamo qui per Te, muoviti fra noi, quello che hai fatto già, lo rifarai per noi, se gridiamo a Te. Morti vivono, niente è impossibile, la Tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in Te, nella potenza del Tuo nome, Gesù, farai miracoli, noi crediamo in Te, nella potenza del Tuo nome, Gesù. Tu conosci già ciò che è dentro noi, nella prova basterà una parola Tua, farai miracoli, noi crediamo in Te, nella potenza del Tuo nome, Gesù.
ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. 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 Che ci sia pace in Gerusalemme, pace nei confini, Signore. Alleluia a te, Signore. Oh, alleluia a te, Signore. Alleluia, grazie Signore Dio. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò.
tu non possa fare. Solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Da te, Signore. Risuscitami. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Gloria al nome del Signore. Alleluia a te, Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Accomodatevi pure, accomodatevi, grazie. Gloria al nome del Signore. E so che proprio voi dovete dire qualcosa questa mattina, quindi venite pure avanti con la finestra del sole, vogliono un po' dirci qualcosa. Ok, ho il microfono. Vogliamo fare un applauso alle sorelle che perché la parola di Dio dice che dobbiamo portare onore, onorare coloro che lavorano nell'opera del Signore. Pace a tutti, ci siamo scritte qualcosa perché andiamo meglio, non ci impaperiamo, non essendo molto abituate a parlare in pubblico. Pace, sono Antonella, faccio parte della Finestra del Sole. Avrei piacere di cominciare, visto che siamo cristiani, dall'insegnamento che ci dà Gesù verso il nostro prossimo, da Matteo 25, dal versetto 34 al 36. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito. Pace a tutti, io sono Alessandra e anch'io faccio parte della Finestra del Sole. Che cos'è la Finestra del Sole? È un'associazione ODV, cioè un'organizzazione di volontariato non a scopo di lucro. È stata fondata nel 2019 e svolge molte missioni, tra cui sostegno ai senza dimora, sostegno ai profughi, sostegno ai rifugiati. Noi diamo anche donazioni a case famiglia e aiutiamo anche case di cura per anziani.
La Finestra del Sole nel 2022-2023 ha aiutato l'Ucraina, l'Albania, la Turchia per il terremoto in Emilia-Romagna. Sono state aiutate 75.000 famiglie in tutta Italia. Siamo presenti in 17 regioni con 142 succursali e ci sono 1.200 volontari. La missione svolta dalla nostra Chiesa è sostegno alle famiglie indigenti e diamo aiuto anche a dei nuclei familiari senza fissa dimora. Le nostre raccolte si svolgono una volta al mese presso i supermercati Lidl. Noi aiutiamo ad oggi 24 famiglie donando 2 pacchi ad ognuna al mese contenenti generi alimentari e non a lunga conservazione di prima necessità. Fino ad ora abbiamo raccolto 4.482 kg, abbiamo fatto fino al 16 settembre 359 pacchi. Siamo in stretto contatto con gli assistenti sociali di queste zone e ci incontriamo circa una volta al mese anche con le altre associazioni che operano nel volontariato. Però tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse Daniela, Georgette, Lidia, Maria, Natalia, Serena, Silvana, Biorica, Alex, Adriano, Christian, Dan, Luca, Mariano, Ottavio e Vlad. Ringraziamo i nostri volontari che preparano i pacchi, Antonella, Claudio, Fabio, Vincenzo, Vlad con l'aiuto di Simone. Un ringraziamento a Riccardo che controlla la sicurezza alimentare, Lisa il nostro pastore per il loro continuo supporto, i fratelli e le sorelle che consegnano i pacchi, Carmela, Fabio, Marianna, Christian, Serena, Palmiro e Vlad. Un grazie al nostro sostenitore che ci ha aiutato economicamente con l'acquisto di cibo, Carlo. Un ringraziamento super questo a Nino e Carmela e Paolo, il marito di Antonella, per i furgoni che si sono fidati di darci da guidare. E Alessandro, figlio di Antonella, per tutte le borsette usate per le raccolte. Senza queste persone la nostra Finestra del Sole non potrebbe esserci. Ma noi, qua arriva il bello, aspettiamo se qualcuno di voi vuole far parte del nostro bellissimo gruppo. Io e Antonella e tutti i ragazzi della Finestra del Sole vi aspettiamo e siamo a mani aperte, a braccia aperte per qualsiasi persona voglia entrare nel nostro gruppo. Pensateci. Se avete qualche perplessità, qualche domanda, io e Antonella siamo a vostra disposizione. Io e Alessandra siamo arrivati qui per curiosità, ma soprattutto per la voglia di collaborare. È un'esperienza da fare, noi ve la consigliamo. Abbiamo avuto molte soddisfazioni dalle persone che abbiamo aiutato. Vi contagiamo ora con la nostra gioia nel fare le raccolte attraverso il video fatto gentilmente da Deborah che ora vedrete.
Gloria a Dio, è un'attività della Chiesa, grazie a Dio, e possiamo anche essere di buona testimonianza in comune. E comunque Gesù sfamava le persone, siete d'accordo? È un'opera importante anche questa. E domenica prossima so che ci sarà il responsabile dei Gedeoni, dell'opera Gedeoni che abbiamo anche nella nostra Chiesa, e quindi sicuramente vi parleranno anche dell'opera dei Gedeoni all'interno della comunità. Chi sono i Gedeoni? Che cosa fanno? Abbiamo dei fratelli della comunità da tanti anni comunque che fanno parte di quest'opera, che distribuiscono Nuovi Testamenti in quadrilingue, nelle carceri, negli alberghi, negli ospedali, un po' dappertutto, e vogliamo pregare il Signore che questo cresca sempre di più, perché anche questa è un'opera meravigliosa, un'opera gratuita della distribuzione, perché ci vengono date gratuitamente. Ovviamente bisognerebbe fargli un'offerta ogni tanto ai fratelli che comunque donano, perché si parla di migliaia e migliaia di Nuovi Testamenti che vengono donati. E quante famiglie si sono convertite, quante famiglie entrando la parola di Dio nelle case si sono convertite. Io ho un amico pastore che lui aveva scelto uno degli alberghi più famosi a Napoli per gettarsi giù dall'ultimo piano, aveva preso l'ultima camera e sopra quel comodino ha trovato un Nuovo Testamento dei Gedeoni, e prima di fare questa azione terribile ha aperto quel libricino e ha parlato al suo cuore, e scendendo ha ringraziato alla persona della Olle, gli ha detto: io la ringrazio moltissimo perché questo libricino ha cambiato il mio cuore, e oggi è pastore in una comunità. Gloria a Dio, la parola di Dio è vivente ed è efficace. Cosa dice? Abbiamo letto qui, la parola di Dio infatti è viva ed energica, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino all'intimo dell'anima e dello spirito, dalle giunture e delle midolle, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Davanti a Lui non vi è creatura che resti invisibile, tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo renderne conto. Gloria a Dio, la parola di Dio è vivente. Quanti possono dire insieme con me questa mattina che la parola di Dio è la nostra guida? È la guida suprema. Amen. Per questo predichiamo l'Evangelo, la parola di Dio. Anche questa mattina verrà predicato, e poi vi dirò anche un po' la differenza tra una predicazione e uno studio della parola di Dio. Dio parla lo stesso, anche attraverso lo studio, ma quando noi parliamo di predicazione è un messaggio che viene dal trono di Dio per ognuno di noi. Quindi questa mattina faremo proprio questo, non è una condivisione della parola, lo facciamo al giovedì, ma questa mattina è un messaggio che viene dal trono di Dio. Ecco perché chi predica deve essere attento a ciò che lo Spirito Santo parla al suo cuore. Non è una condivisione, è un messaggio che viene dal trono di Dio. Siete d'accordo? Amen, gloria a Dio. Padre Santo, abbiamo letto che la tua parola è efficace, vivente, è più affilata di qualunque spada a doppio taglio, perché penetra all'interno della nostra anima e sa dividere le cose. E questa mattina io ti chiedo, Signore, a far sì che quello che tu hai messo nel mio cuore, quello che tu hai messo nella mia mente, Signore, sia guidata da te, che io possa predicare non oltre quello che tu, Signore, decidi che io possa dire, che possa toccare i cuori. Tu sai, Signore, chi questa mattina in mezzo a noi ha bisogno di questa parola in modo particolare. Siamo tutti bisognosi, ma in alcune circostanze c'è qualche parola che viene da parte tua personalmente, direttamente, per qualcuno di noi o per qualcuno che ci sta ascoltando. Signore, io voglio fare la tua volontà e chiedo l'unzione del tuo Santo Spirito nella mia mente, nel mio cuore e nelle mie labbra. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Andiamo al testo della parola di Dio che si trova in 2 Samuele capitolo 9. Leggeremo dal versetto 1 al versetto 13. Vorrei farvi una domanda. Quanti di voi, attraverso un messaggio di una predicazione, siete stati toccati nel profondo dell'intimo della vostra vita? Cioè, mi spiego meglio, quel messaggio è stato completamente differente perché quel messaggio è stato quello che ha rotto il tuo cuore e ti ha portato al Signore. Ringrazio il Signore per queste mani.
che sei venuto in chiesa o eri in un posto, non so, comunque il Signore si è usato di un fratello, di una sorella, e ha toccato l'argomento profondo che solo tu e il Signore sapevi. E Lui ha toccato nell'intimo di quell'argomento, ha parlato alla tua vita, come se tu in quel momento vedessi il Signore che sta parlando direttamente a te, personalmente a te, e ti sta guarendo da una situazione che nessuno lo poteva fare, solo il Signore lo può fare. Perché Dio è vivente ed è in mezzo a noi. La parola di Dio è potente, amen. Gloria a Dio. Mi tremano le gambe. Anna, sì, veloce. Sì. Gloria a Dio. Allora vi dico, Anna dice che nel 1975 il messaggio che era stato portato era l'Arca di Noè e in quel messaggio Dio ha cambiato il suo cuore e la sua famiglia. Gloria a Dio. Ma ognuno di noi potremmo dire, no? Quando abbiamo incontrato il Signore. Ok. Davide disse, è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io possa usare bontà per amore di Jonathan? Or vi era un servo nella casa di Saul chiamato Tsiba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse, sei tu Tsiba? E gli rispose, servo tuo. Il re poi domandò, non c'è più nessuno della casa di Saul a cui io possa usare la bontà di Dio? Tsiba rispose al re, c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Ora nella vostra traduzione magari trovate un altro termine. Il re gli disse, dov'è? Tsiba rispose al re, è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Loi Debar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lo Debar. Così Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide e si gettò sulla faccia e si prostrò. Da Davide disse Melchisofet, egli rispose, ecco il tuo servo. Davide gli disse, non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre alla mia mensa. E Mefiboset si prostrò e disse, che cos'è il tuo servo che tu ne tenga conto di un cane morto come me? Io vorrei che questa mattina tu potessi tenere bene in mente queste parole, perché questa è la condizione in cui tu ti senti. Che cos'è il tuo servo perché tu ne tengi conto di un cane morto come me? Allora il re chiamò Tsiba, servo di Saul, e gli disse, tutto ciò che apparteneva a Saul e tutta la sua casa, io la do al figlio del tuo Signore. Tu dunque, assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi, lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti affinché il figlio del tuo Signore abbia pane da mangiare, ma Mefiboset, figlio del tuo Signore, mangerà sempre alla mia mensa. Or Tsiba aveva 15 figli e 20 servi. Tsiba disse al re, il tuo servo farà tutto ciò che il re mio Signore comanda al suo servo. Quando Mefiboset disse al re, egli mangerà alla mia mensa come uno dei figli del re. Or Mefiboset aveva un figlioletto di nome Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Tsiba erano servi di Mefiboset. Mefiboset risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re, era storpio ambedue i piedi. Un passo molto particolare. Che cosa era successo a questo ragazzo? Che tema gli ho dato questa mattina il messaggio della predicazione della parola di Dio?
Deborah, si può mettere per favore? Ma credo che l'avete avuto tutti quanti, no? Sul cellulare. Da una disgrazia a una maledizione. Da una disgrazia a una maledizione. Seconda Re, capitolo 4, il versetto 4, se andiamo a leggere, ci dice che cosa era successo a questo bambino. Aveva 5 anni. Or Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi ed egli aveva 5 anni quando giunse a Jezabel nella notizia della morte di Saul e di Jonathan. La sua nutrice lo prese e fuggì. Or nella fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Da una disgrazia molto particolare, venne a sapere che erano stati presi il padre, il nonno, prende il bambino e corre. Nel correre il bambino cade dalle sue braccia e quindi rimane paralizzato ad ambedue le gambe. Ora noi dobbiamo entrare nel contesto, dobbiamo entrare nella legge di Mosè, che Dio diede a Mosè. E la parola di Dio ci dice che le prescrizioni che Dio diede a Mosè, in Levitico capitolo 21, 16, 19, il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e digli, nelle generazioni future, nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio, perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi né in cielo, né cieco, né lo zoppo, né chi ha una deformità per difetto per accesso, ha una frattura al piede o alla mano. Provate a immaginare questo ragazzo che per sua disgrazia, meno colpa sua, non poteva neanche andare al tempio, non poteva offrire sacrifici, non poteva accostarsi. Era una disgrazia non causata da lui. Questa disgrazia fece di lui un disabile. La sua disabilità lo aveva condannato per tutta la vita, lo aveva perseguitato e un difettato, si sentiva un difettato e per questo era scartato. Provate a immaginare. Che vita, che situazione difficile. Ci sono delle situazioni che abbiamo attraversato e purtroppo ci è capitato, delle situazioni ancora di quando eri un ragazzo o una ragazza e l'hai vissuta questa situazione, è passata sulla tua vita e da quel momento tu ti senti scartato, difettato. Scartato e difettato. E guardate che è qualcosa che tu ti porti addosso da una vita e non riesci ancora a vedere che in realtà non lo sei né scartato e né difettato. Ma nel momento in cui Davide è la figura, la prefigura di Cristo Gesù. È venuto, è diventato il re di Israele e Gesù è il re dei re, è il Signore dei signori. Lui ha gridato, è rimasto ancora qualcuno dalla casa di Saul che io possa usare bontà per amore di Jonathan? E questa mattina il grido viene a te. C'è ancora qualcuno qui che ha bisogno dell'intervento della mia mano? C'è ancora bisogno qualcuno questa mattina che ha bisogno di essere completamente liberato dal tuo passato, dal vissuto, dalle situazioni che non riesci completamente a cancellare dalla tua mente, perché ti senti un difettato, non ti senti come tutti quanti gli altri. Pensi che ci sia una maledizione sulla tua vita
Questa disgrazia lo teneva escluso dal Tempio. È terribile sentirsi esclusi, inferiori, una sorta di maledizione. E per chi? Non per colpa sua, fra le altre cose. Perché io posso capire quando qualcosa ti avviene perché te lo sei andato a cercare. Posso anche immaginarlo, ma anche lì la mano di Dio interviene e ci libera per la sua grazia. Anche quando noi sbagliamo, anche quando noi prendiamo una strada che il Signore ci ha detto non andare per quella strada, attenzione, ma noi magari ci andiamo lo stesso. E quindi è normale, come disse quel ladrone sulla croce, noi siamo qui e stiamo pagando le conseguenze delle nostre colpe. Quindi in realtà se ci hanno messi in croce è perché lo meritiamo, ma costui che cosa ha fatto in realtà? Ma voglio dirti questo questa mattina. Che bellissimo quel passo in Giovanni capitolo 1 versetto 17 che ci attesta: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. C'è la grazia di Gesù Cristo questa mattina in mezzo a noi. Non c'è la legge. Non viviamo sotto la legge, viviamo sotto la grazia. Ed è meraviglioso questo. Ed è una certezza che tu questa mattina devi avere nel tuo cuore. Devi pienamente sapere questa certezza. Più delle volte, a me piace fare gli esempi, più delle volte noi diamo questa immagine. Siamo un bellissimo vaso, anche se bisogna pitturarlo, bisogna colorarlo, siamo un bellissimo vaso, può essere utile, però la realtà è questa. Ma non diamo l'apparenza. Non ci stiamo facendo vedere in realtà quelli che siamo, ma la cosa meravigliosa è che davanti a Lui non v'è un'anima, una persona, che Dio non sappia questo. E questa mattina voglio dirti che Lui non vuole più che tu sia così. Egli vuole che tu sia completo. Sai perché? Perché vuole riempirti della sua presenza, affinché tu possa dare da bere agli altri. Io non potrei mai mettere acqua o vino o liquidi dentro qui, perché ne esce fuori. E Dio non potrà mai usarsi di te fino a quando Lui non ripara il tuo danno. E tu te lo stai portando da anni questo. Come sei bello, è vero. Quanto sei bello, è vero. Ma la realtà è questa. La realtà è questa. Lui si è sentito, era il nipote del re, era il figlio di Jonathan. Doveva stare alla mensa del re, doveva mangiare alla mensa del re, doveva vivere di tutto quello che il re aveva, era suo, possedeva, non aveva niente. Era stato completamente rigettato, scartato. No. Davide arriva e mette in ordine le cose. E la promessa meravigliosa che Davide gli dice: tu mangerai per sempre alla mia mensa. Quanti sanno che un giorno saremo in cielo a mangiare alla mensa del Signore? Tu mangerai alla mia mensa. Coloro che tu servivi ti serviranno loro a te. Saranno tuoi servitori. Dio sa mettere in ordine le cose. E la cosa meravigliosa che Gesù ha è che Lui non viene per giudicare, Lui viene per salvare. Lui viene per aggiustare. Lui viene per guarire. Lui viene per mettere ogni cosa in ordine. E questa mattina il Signore è qui per dirti: tu non sei né escluso e non sei l'ultimo. E io non mi sono mai dimenticato di te. Anzi, i miei occhi sono stato sempre nel continuo sulla tua vita. E conosco il dolore che c'è nel tuo cuore. Conosco la solitudine che c'è dentro di te. Luca ci dice, al capitolo 13, versetto 29 e 30, ci dice così:
Ne verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e sederanno a tavola nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono alcuni fra gli uomini che saranno i primi e alcuni fra i primi che saranno gli ultimi. Coloro che si sentono indegni, inutili. E a me piace questa espressione dalla sincerità del cuore di Melchisedec. Mi piace moltissimo questa espressione dal suo cuore. Quando arriva da Davide e gli dice a Davide, si prostrò e disse: che cos'è il tuo servo che tu tenga conto di un cane morto come me? Questa era la condizione in cui lui si sentiva un cane morto. La parola di Dio dice che un cane vivo è meglio di un leone morto. Lui si sentiva un cane morto, inutile, da una disgrazia avuta nella vita. Io ho conosciuto, anche nell'ambito della Chiesa stessa, ho conosciuto delle ragazze, sorelle adulte adesso, o ragazzi, che da bambini, da ragazzini sono stati violentati. La violenza fisica. Non l'hanno mai detto a nessuno. Se la sono tenuti dentro e l'hanno portato avanti per anni. E questo ha causato un problema anche nell'intimo del matrimonio. Perché ogni volta veniva davanti quell'immagine, quella scena. L'hanno tenuta dentro. Ci sono ancora delle persone che verbalmente da un genitore, da chi non se l'aspettava, quando erano bambini, sono stati trattati male, hanno subito violenze verbali, paure, e questo se li sono portati dentro e li portano ancora dentro. Tutte queste cose, tu pensi che Dio non lo sa? E pensi che il Signore non vuole andare alla radice del problema? Noi pensiamo che quando siamo convertiti, quando diamo il nostro cuore al Signore, in quel momento tutto viene spazzato via. Non c'è nulla di più non veritiero, perché da quel momento inizia l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita per lavorare e portarci all'immagine di Gesù Cristo. E iniziare a lavorare con il suo Spirito nella nostra vita e ci guarisce ogni giorno, fino a quando noi apriamo completamente il nostro cuore al Signore e gli portiamo davanti a Lui questa situazione e chiedere a Lui che intervenga e ci libera completamente, perché questa situazione ti sta facendo continuare a elemosinare la benedizione di Dio sulla tua vita. Sono stato chiaro? Per favore ditemelo, perché per me è molto importante questo messaggio. È molto importante questo messaggio. Dio non vuole più che tu sia questo. Io non so a chi sto predicando questa mattina, credetemi, non lo so a chi sto predicando. Ma anche se fosse una sola persona, per me è importante, perché ho fatto ciò che Dio mi ha chiesto di fare. E anche se ci sarà qualcuno magari che lo ascolterà questo messaggio, io ringrazio il Signore, perché a volte mi arrivano dei messaggi nel pomeriggio e mi dicono: pastore, quella predicazione era per me. E io ringrazio il Signore perché mi sento al centro della volontà di Dio, perché non è facile predicare la parola di Dio. A volte noi abbiamo delle cose e le nascondiamo alle persone che sono più intime vicino a noi. Non abbiamo il coraggio di esternare e dire quello che abbiamo vissuto, quello che ci è successo. Marito, la moglie. Io da ragazzino fui violentato. In tanti anni non l'ho mai detto. Andai a casa, mi misi a letto e piansi e mi nascosi sotto le coperte. Noi a Napoli
Da ragazzini andavamo a scuola, dopo andavamo a lavorare. E io andavo a consegnare il caffè. Uscivamo con il vassoio, con il caffè e andavamo nelle aziende, nelle fabbriche così e portavamo il caffè perché non c'erano le macchinette di caffè nelle aziende. E in uno studio mi dissero: se puoi tornare oggi pomeriggio che ti darò una bella mancia. E io tutto contento, felice ci andai. Mi nascosi, non ho mai detto niente ai miei genitori, a mia moglie. Per fortuna non avvenne quello che forse si aspettava che dovesse arrivare, per fortuna. Ma un'esperienza terribile e me la sono portato dentro per anni ed ero così. Ma c'era qualcosa. Ci sono delle situazioni che Dio non vuole più che tu rimanga in quella situazione. Ci sono situazioni che magari tu hai fatto una scelta, hai abortito, hai preso una decisione. Quella volta per te era la miglior cosa da fare, però sai che non è la cosa giusta di quello che dovevi fare e te la porti dietro, te la porti dentro. E Davide dice: fino a quando non ho confessato davanti a te il mio peccato e tu mi hai liberato, Signore. Ci sono tanti credenti all'interno delle comunità che vivono così. E poi dicono: Signore, riempimi. Ma come posso riempirti? Come posso riempire la tua vita? Fratelli, Dio ci guarisce per guarire. Dio ci salva per salvare. Dio ci ristora per ristorare. Paolo dice: quello che le mie mani hanno toccato, quelli che i miei occhi hanno visto, quello che io è venuta nella mia vita, io lo predico agli altri, perché non predico per sentito dire, io predico perché io sono stato il primo, io ero il più peccatore di tutti, dice l'Apostolo Paolo, gli ultimi, l'ultimo, però il Signore ha avuto pietà di me, mi ha guarito, mi ha liberato e posso raccontare agli altri che non c'è nulla di impossibile per il Signore. Non c'è nulla di impossibile. Quanti questa mattina, però per favore non alzate la mano se non ci credete, perché noi non siamo qui davanti a fare spettacoli, noi parliamo mossi di sincerità davanti a Dio, dice la parola di Dio. E il Signore è in mezzo a noi, lo credete che è in mezzo a noi? E quanti credono che il Signore questa mattina è potente da guarire e liberarti completamente? Completamente dal tuo passato, liberare la tua mente. Perché ogni volta che magari sta tornando quella situazione, tu metti subito una barriera, metti subito qualcosa perché non lo vuoi vedere, non lo vuoi più vivere. Chi sono io? Che tu mi chiami alla tua mensa. Questa mattina lo potremmo dire: Signore, chi sono io? E questa mattina tu hai usato questo messaggio per me. Io mi sento un cane morto. Non eravamo d'accordo sul cantare: maestro, ho bisogno di un miracolo. Non ho detto io cantate quel cantico, però quello mi ha confermato il messaggio della parola di Dio. Rimuovi questa pietra, rimuovi la pietra. Ora, se voi andate a vedere, in quel contesto è stato Gesù che ha detto: rimuovete la pietra. E questa mattina quello che tu devi fare è rimuovere questa grande pietra che c'è davanti al tuo cuore. E al posto di farti vedere così, fatti vedere così dal Signore. E io sono convinto che man mano il Signore inizierà a coprire, a riempire e a rimarginare ogni cosa. E allora tu potrai essere riempito perché tu possa dare da bere a quanti hanno bisogno di essere guariti e liberati. Il Signore lo ha fatto con me
E il Signore lo può fare anche con te. Il Signore lo può fare anche con te. Voglio dirti che Lui non ti ha mai lasciato, non ti ha mai abbandonato. Non dire perché, Signore, hai permesso questo. C'è un piano di Dio nella nostra vita per ogni cosa. Guardate, questa mattina mi è venuto proprio un pensiero e me lo sono scritto qua. E credo che veramente è una verità tangibile. Se vuoi scrivetelo anche tu e magari te lo metti vicino al frigorifero, in cucina, lo metti là. La persona che non può essere aiutata è la persona che getta la colpa sugli altri. La persona che non può essere aiutata da Dio è quella che getta la colpa sugli altri. Io ho ricevuto questo per colpa di. A me è successo questo per colpa di. Io sto vivendo questa situazione per colpa di. E invece è bene guardare la nostra condizione e dire: Signore, sono davanti a te, tu conosci ogni cosa della mia vita. Anzi, se questa situazione è per colpa mia, ti chiedo perdono. Addirittura Daniele andava al Signore e diceva: noi abbiamo peccato, che lui non era ancora nato. Dice: noi abbiamo peccato e siamo venuti meno. Noi siamo venuti meno. Quindi si mise in prima linea per dire questo. Allora chiederei ai musicisti di ritornare quassù, perché non voglio aggiungere neanche una parola in più di quello che ho voluto dirvi questa mattina. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Questo è un messaggio molto particolare, è un messaggio molto profondo, credo, ed è intimo. Quindi non posso chiederti di venire qui davanti, perché magari ti sentiresti in imbarazzo. Io non lo so, Dio sa. Però se hai anche il coraggio di venire qui davanti, perché questa è una famiglia, perché tutti quanti siamo sulla stessa barca. Allora mentre cantiamo io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e se per te questa situazione, questo messaggio non era per te, allora io ti chiedo di pregare per quello che certamente c'è qualcuno qui in mezzo a noi, o più di qualcuno, che aveva bisogno di questo messaggio, che lui ha vissuto delle ferite profonde nel suo passato e quelle ferite stanno ostacolando il cammino verso il Signore. E questa mattina il Signore vuole dirti: io ti amo, perché tu sei la cosa preziosa che io ho creato. E desidero che tu sia guarito completamente dal tuo passato, dalle ferite del tuo passato. Desidero fare di te un vaso nuovo, dove gli altri possono bere. Non più un vaso rotto, ma un vaso intero. Non so che cosa sia successo, ma io so che lo Spirito Santo adesso compirà l'opera sua in mezzo a noi. Magari dove io non sono stato così bravo a esporti il messaggio, lo Spirito Santo lo farà. Allora lì dove sei tu puoi pregare. Se vuoi stare seduto ti siedi, se vuoi alzarti alzati, se vuoi venire qui davanti e vuoi chiedere che qualcuno possa pregare con te o sentire le braccia di qualcuno che come tuo fratello, come tua sorella ti abbraccia e ti dice: sei a casa del Padre. Adoriamo il Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Per favore, mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, questo è un messaggio molto particolare. Chi sono perché il grande Dio mi accolga? Alleluia, grazie Signore. Ero perso e mi salvò nel suo amore, nel suo amore.
schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì, chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, Sia così nella casa sua, per me posto c'è. sono figlio suo, Sia così, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così nella casa sua, per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così nella casa sua, per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Alleluia. C'è ancora qualcuno questa mattina che il Signore possa fare del bene? C'è ancora qualcuno che il Signore questa mattina possa fare del bene? Credo a quello Alleluia. che Dio dice di me. Alza la tua mano, dillo al Mi Signore. sostiene, Signore, credo eccomi a qui. quello che Dio Non avere dice vergogna. di me. Sono scelto, credo Alleluia. a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a Che vuoi quello rendere libero, Signore. Dio dice di me. Perché chi il Figlio fa libero è veramente libero. Alleluia. Sì, che Dio Alleluia. dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono un figlio suo, sia così nella casa sua, per me posto c'è. Sono figlio suo. Sia così. Alleluia. Sì, Signore. Quello che il Padre fa libero. Sono veramente liberi. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Guarisci, Spirito Santo. Porta guarigione questa mattina. Alleluia. Quanti, Signore, stanno ascoltando. Alleluia a te, Signore. Grazie, Signore, per il tuo Santo Spirito, che libera, che sana, che guarisce. Alleluia a te, Signore.
Grazie Spirito Santo, perché tu sei il liberatore, tu sei il guaritore, Signore, delle anime nostre. A chi potremmo andare? Tu solo, Signore, hai parole di vita eterna. Alleluia, grazie per il balsamo del tuo Santo Spirito, che è quello che guarisce le ferite. Alleluia, grazie Signore, perché tu non ti sei dimenticato di Melfiboset, Signore. E così tu non dimentichi nessuno di noi, Signore. Tu desideri portarli alla tua mensa, Signore, a far sì che possano mangiare ogni giorno della tua parola, possano stare in perpetuo alla tua mensa, Signore. E ti ringraziamo perché alla tua mensa c'è cibo in abbondanza. Grazie Spirito Santo per questo culto, grazie per questo giorno, Signore. Grazie per la tua parola, Signore, mandata questa mattina dal tuo trono, Signore. Ne sono certo che tu porti guarigione, Signore. Anche se fosse uno soltanto, Signore. Grazie, Signore. Perché se io fossi stato l'unico peccatore, tu avresti mandato tuo figlio a morire sulla croce per me. Per guarirmi, Signore, per liberarmi, per salvarmi. Grazie, Padre, per il tuo Santo Spirito. Grazie, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Signore ci benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Amen.